Giovanni Bertoli, settimanale Il Friuli. È stato molto apprezzabile il focus sull'attività del gruppo Danieli, tuttavia facendo seguito anche ai ragionamenti degli anni passati, a proposito del contesto nel quale voi vi trovate a lavorare, la competitività del sistema Italia, dal suo punto di vista, ha fatto dei progressi in quest'ultimo anno e se non li ha fatti, secondo lei in quale direzione dovrebbe farli e farli con urgenza? È una domandina così difficile. Direi che concretamente dei progressi non si vedono perché l'abbiamo visto anche dalla tassazione degli stipendi. Rispetto al passato notiamo che si parla di temi di liberalizzazione, di merito, di diminuzione di costo della struttura di Stato che incide. Evidentemente ci sono delle aree nella struttura che hanno dei benefici che non sono legati a cosa, come, quanto si fa e che non sarà facile che rinuncino a questi benefici. Io credo che il Paese, tutti noi dobbiamo trovare la convinzione che andando avanti come siamo adesso andremo poco lontano, diventeremo sempre più poveri, andremo in decadenza. A parte le politiche, suonatori di organetto, tutto quello che si vuole, questa è la sostanza. Io credo che abbiamo la cultura, l'energia, la forza, le intelligenze di potercela fare, ma il sistema deve modernizzarsi, deve diventare moderno, deve impiegare le risorse per la scuola, per le strutture, per gli investimenti, per la ricerca e non per diciamo, spese che non hanno valore aggiunto. Mi auguro che in qualche modo, anche se la situazione, io penso che la caduta del muro di Berlino nel nostro paese non si sia ancora abbia trovato una stabilizzazione, io mi auguro per il bene di tutti, per il bene del Paese, per il bene dei nostri figli, che prevalga il senso della responsabilità e della realtà e che si riesca a prendere il posto in Europa che alla fine penso ci meritiamo.